Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Un anziano di 91 anni di Acate è deceduto a causa di un tragico incidente domestico. Antonino Campo, pensionato, stava eseguendo dei lavori domestici utilizzando un trapano quando la sciarpa che indossava si è impigliata nell'attrezzo, formando un nodo che gli ha impedito di respirare, causandone la morte per soffocamento. La Polizia di Stato ha fermato una gara di cavalli clandestina organizzata pericolosamente sulla strada centrale di Viale Regione Siciliana a Palermo. La pattuglia ha cercato di fermare la gara e disperdere i partecipanti, ma ha incontrato diverse difficoltà. I centauri si sono opposti ai poliziotti, impedendo loro di raggiungere i due calessi. Inoltre, i tifosi hanno lanciato pietre contro la vettura della polizia, danneggiandola. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 33 anni con l'accusa di tentato omicidio e tentata estorsione ai danni dello zio. Il 24 febbraio il 50enne zio è stato portato in ospedale con gravi ferite al volto, fratture costali e la milza asportata. L'uomo ha riferito al medico di essere stato picchiato brutalmente per circa 2 ore dal nipote con pugno e un martello. Durante l'aggressione il nipote avrebbe chiesto inoltre 20.000 euro, una richiesta che la vittima avrebbe finto di accettare per farlo smettere. Durante la giornata di ieri i carabinieri di Taormina hanno arrestato un 22enne della zona che era già noto alle forze dell'ordine per possesso di droga con l'intento di venderla. I carabinieri hanno condotto una perquisizione nell'abitazione e hanno trovato circa 30 grammi di marijuana e un pacchetto di polvere bianca. Inoltre, i carabinieri hanno anche trovato prove che il sospetto stava usando WhatsApp per coordinare gli affari di droga con i clienti. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20.